Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3. Dunque è il giorno dell'addio a Giancarlo Gentilini, una città che si ferma per salutare lo sceriffo, il suo sceriffo. Inizia adesso una lunga diretta che di fatto senza soluzione di continuità vi terrà compagnia fino al telegiornale del Veneto delle 18:30, perché racconteremo questa giornata davvero particolare, che non è particolare soltanto per Treviso. In questa prima edizione apriremo già da subito diverse finestre per raccontare l'addio di Treviso a Gentilini, ovviamente dando spazio poi anche alle altre notizie della giornata, delle altre province. Poi alle 13:30, come vedete in sovraimpressione, ci concentreremo con un ring speciale sull'evento di oggi, lutto cittadino, una città che, come dicevamo già ieri, si ferma per permettere al feretro con Giancarlo Gentilini di attraversare i luoghi simbolo della città e poi di arrivare alla chiesa di San Nicolò per i funerali che vedremo in diretta, attesi i big, non solo tutta la giunta regionale con il governatore Zaia, ma anche i ministri Salvini e Nordio, Salvini anche ovviamente da segretario federale della Lega, atteso anche il ministro Giorgetti, tantissime persone, tantissime istituzioni e poi la gente comune, i suoi alpini. Insomma, una giornata davvero importante per Treviso e non solo, per tutta la politica, perché Gentilini, lo abbiamo ricordato, ha davvero rivoluzionato un modo anche di fare politica amministrativa. Allora, abbiamo i nostri inviati in campo che poi vedremo di nuovo dalle 13:30 in poi. Il primo di questi è Lucio Zanato, che si trova alla Camera Ardente allestita in quella che era la casa davvero di Giancarlo Gentilini, cioè l'edificio, la sede del municipio di Treviso, Ca' Sugana, nell'Androne, la Camera Ardente. Lucio Zanato, raccontaci allora intanto questa prima parte di mattinata. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete mi trovo all'esterno dell'entrata principale del municipio di Ca' Sugana con le bandiere a mezz'asta, all'interno il feretro di Giancarlo Gentilini, e da questa mattina alle 10 è un fiume di persone che ininterrottamente è entrato dentro l'Androne per portare il proprio saluto. Un fiume di persone semplici, anche istituzioni. Abbiamo visto tutto il Consiglio Comunale, abbiamo visto anche ex amministratori pubblici, insomma tutta quella gente che fa parte di quel capitolo della storia di Treviso e non solo, che passerà proprio alla storia come il capitolo Giancarlo Gentilini. E per ognuno c'è un pensiero, per ognuno c'è un racconto, per ognuno c'è la consapevolezza da una parte di una grande persona, dall'altra di un capitolo che si chiude, però che lascia diverse eredità naturalmente per gli amministratori di oggi. Dicevo appunto dalle 10 l'apertura della Camera Ardente, che si chiuderà alle 14, per cui c'è ancora tempo per passare a portare il proprio saluto. In particolare va detto che sopra la bara, ci sono le immagini che scorrono, è arrivato anche il cuscino tricolore proprio realizzato dalla moglie Maria, e con le rose rosse, e una in particolare che Gigi Trevisini ha voluto mettere proprio a posto. Sono tutti gesti piccoli e grandi di affetto di tutte le persone che sono transitate attorno alla salma. Ricordiamo con un drappello di alpini e poi naturalmente con la polizia municipale e con il gonfalone. Tantissima gente che poi si è fermata a scrivere un pensiero, a lasciare la propria firma per dire: ci sono stato, sono venuto a salutarti, perché per ognuno insomma Giancarlo Gentilini ha fatto o ha detto qualcosa. E allora io a questo punto, se dovessero essere, mi pare, pronti, vediamo se la regia mi conferma, no, non sono ancora pronte alcune voci che noi abbiamo raccolto questa mattina. A questo punto io direi, Nicola, ti ridarei la linea, perché so che ci sono gli altri colleghi sparsi nei punti nevralgici della città, dove, ricordiamo, transiterà dalle 14:15 l'ultimo viaggio di Giancarlo Gentilini all'interno della sua Treviso. Aspetta Lucio, prima di restituire la linea, se mi senti, volevo chiederti un paio di cose mentre aspettiamo a questo punto le prime interviste che hai raccolto. Allora, noi nelle immagini stiamo vedendo anche la sciarpa del Calcio Treviso, se non sbaglio, se non l'ho visto male, e anche
la fascia di sindaco per sempre. Lo avevamo detto, no, nei giorni scorsi che ci sarebbe stata la fascia di sindaco per sempre, quella che aveva ricevuto nell'ultimo consiglio comunale che abbiamo raccontato anche in questi giorni, che magari più tardi poi rivedremo, cioè quel simbolo forse a cui teneva più di tutti, oltre ovviamente al cappello alpino. E vediamo gli alpini, perché poi ricordiamo che gli alpini porteranno, 6 alpini porteranno il feretro, lo accompagneranno, saranno grandi protagonisti anche di questo saluto a Giancarlo Gentilini. Quindi la fascia c'è, e poi ti chiedo anche se viene confermato, ovviamente, se vuoi ricordare quale sarà il percorso poi del feretro e se ci sono aggiornamenti sugli arrivi dei nomi importanti che abbiamo detto, Salvini, Nordio, Giorgetti, eccetera. Allora, per quanto riguarda le fasce, tutti i simboli che lui aveva richiesto, ovvero il cuscino tricolore, ovvero il cappello di alpino e il fatto di avere, diciamo così, la rappresentanza degli alpini che lo vegliassero nell'ultimo passaggio. Queste sono state le sue volontà. Poi naturalmente il sindaco Mario Conte ha suggerito ai familiari di poter mettere sopra la bara appunto la fascia che gli era stata donata di sindaco per sempre, e poi ci sono tutte le altre diciamo così riferimenti, ad esempio la sua grande foto di lato e naturalmente il gonfalone della città di Treviso. E poi la sciarpa noi l'avevamo già raccontata ieri, l'aveva depositata già ieri durante la Camera Ardente all'interno dell'ospedale Cafoncello il figlio Antonio, perché ricordiamo che Giancarlo Gentilini era un grande tifoso del Treviso Calcio. Per quanto riguarda invece le presenze, questa mattina verso le 11 era previsto l'arrivo del vice premier Salvini. Adesso pare che comunque prima di passare, comunque di presenziare alla celebrazione presieduta dal vescovo Monsignor Michele Tomasi a San Nicolò, prevista per le 15:30, un passaggio in Camera Ardente dovrebbe essere fatta sia da lui sia dal ministro Carlo Nordio. Queste sono le ultime voci. Naturalmente noi staremo a vedere e presideremo e ti chiederemo la linea una volta che appunto si viene a verificare questo fatto. Mi pare che adesso siano pronte le interviste, per cui direi diamo spazio alle voci della gente e poi linea a te. Essere qui perché? Doveroso per Giancarlo Gentilini, il miglior sindaco che abbiamo mai avuto. Un ricordo di Gentilini. È stato un grande, io l'ho conosciuto perché ho fatto delle cene anche con lui, è una persona squisita. Ne parla ancora al presente? Sì, perché per me è sempre il mio sindaco e resterà sempre. Grandissimo uomo, io poi che sono stato a contatto con lui per 40 anni che sono stato qui nell'Arma, quindi era un dovere. Guarda, veramente come segretario dell'associazione ex allievi del Collegio Pio X, con tutto il cuore, perché l'ho avuto presidente, diciamo, ecco, per 40 anni. Il mio ricordo è quello di un amico, ecco, non solo come servizio bancario, ma come amicizia e allegria nei nostri incontri. Quindi rimarrà per sempre nei ricordi dei Certo, certo, nel cuore. Parte un pezzo di noi, questa è una pezza di storia della nostra Treviso, per chi la ama e l'ha amata tanto, credo sia veramente un monumento che sparisce. Lui è un monumento della nostra Treviso, un campione vero come lo chiamavo io. Amici da una vita, non si poteva proprio, Gentilini, eravamo assieme 8-10 giorni fa, stava benissimo. Qual è che il ricordo che si porterà nel cuore? Ma tanti, sono tantissimi, non si può enumerarli quanti. La sua dolcezza, la sua disponibilità per tutti. È un personaggio meraviglioso, un personaggio da ringraziare, pensarlo, e ci auguriamo il bene che ha fatto a tutti noi. Era amico tuo? Sì, mio amico Gentilini, sono tanti anni conosciuto, 27 anni io ho conosciuto. Io sono 27 anni a Treviso, conosciuto sempre Gentilini. Cosa ti diceva? Sono mio amico, mio cuore. E cosa ti diceva? Sono bravo lui. Prima Italia Gentilini, prima sindaco, unico sindaco.
Volti noti e meno noti, gente comune, volti noti a questa Camera ardente per Gentilini, lo diceva Lucio Zanato, un flusso costante di persone, probabile un passaggio in Camera ardente anche per Matteo Salvini e Carlo Nordio. Presidiamo la zona per cui nel caso lo mostreremo. Prima di andare da Daniela Sizzia con Tommaso Migot su quello che è il percorso poi quello che sarà il percorso del corteo funebre, mentre abbiamo invece in zona della chiesa di San Nicolò Christian Arboit e Simone Merlo. Francesca Pezzo già all'interno della chiesa di San Nicolò, questa è la squadra che poi presenterò meglio dalle 13:30. Vi ricordo soltanto che appunto è un ring speciale, quello che partirà alle 13:30, quindi ci sarà la possibilità, lo ricordo già adesso ma lo ricorderemo meglio dopo anche in sovraimpressione, ci sarà la possibilità di mandare un vostro messaggio, quello che di fatto oggi sarà il vostro saluto a Giancarlo Gentilini con SMS o WhatsApp al 351 175 5340, lo ripeto 351 175 5340, ma poi lo vedrete meglio a partire dalle 13:30. A proposito di ring, ovviamente questo è un ring speciale del pomeriggio. Questa sera invece dalle 21 come sempre il ring della prima serata con Ferdinando Avarino, che avrà ovviamente un ampio spazio dedicato a questa giornata importante per Treviso, ma poi parlerà anche di politica. Allora vi lancio subito il sondaggio di questa sera per quanto riguarda la prima serata di ring. Allora ovviamente il tema è quello politico delle regionali, è uno dei grandi temi di cui si parla, oltre ovviamente ai nomi dei candidati che sono ancora in ballo ovviamente sia per il centrodestra che per il centrosinistra. Ma per voi, quando si deve votare per le elezioni regionali nell'autunno 2025 o nella primavera 2026, 0422 162 6691 per la prima opzione, 0422 162 6690 per la seconda opzione. Questo è il sondaggio della prima serata di ring che poi avrà il suo esito come sempre questa sera in un ring che ovviamente parlerà molto anche di Gentilini. Torniamo a Treviso, lo dicevamo prima, nel percorso di quello che sarà il percorso appunto del carro del feretro del corteo funebre di Giancarlo Gentilini. Nei luoghi simbolo si troverà la nostra Daniela Sizzia, che vedo già collegata. Daniela, allora è anche un giorno di lutto cittadino quello di oggi? Sì Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, è il giorno di lutto cittadino, qui anche tanta gente si è raggruppata, abbiamo visto anche un'ambulanza ferma per eventualmente soccorrere, anche perché fa caldo, chi ne avesse bisogno, tanti cittadini che si domandano insomma quando arriverà il feretro di Giancarlo Gentilini per l'ultimo saluto. Tanti si stavano già avvicinando anche alla chiesa di San Nicolò. Noi siamo tornati, dopo andremo in piazza San Vito dove ci sarà proprio il passaggio del feretro. Noi siamo qui in Piazza del Signore vicino alla scalinata dei 300, dove l'abbiamo raccontato durante la nostra lunga diretta per la morte di Giancarlo Gentilini, che è uno dei posti simbolo dove lui veniva spessissimo. Avevamo intervistato il titolare, adesso magari ci rifermiamo un attimo da lui, c'è anche la signora, adesso vediamo se riusciamo a parlare con loro un attimo. Buongiorno. Buongiorno, oggi è giornata di lutto cittadino, oggi l'addio a Giancarlo Gentilini. Proprio una battuta che siamo in diretta proprio. Oggi l'ultimo addio a Giancarlo Gentilini. Sì, lo aspettiamo il passaggio di qui e gli faremo gli onori, intanto con un bel applauso perché se li merita. E poi basta. È un giorno triste oggi? Certamente sì, si sentirà sempre di più la sua mancanza. E Treviso si sta preparando ad accoglierlo per l'ultima volta? Sì, penso di sì, da parte mia sicuro, dopo gli altri faranno la sua parte, la loro parte. Grazie, noi l'abbiamo fatto vedere anche l'altra volta, qui in questo locale ci sono anche tante foto di Giancarlo Gentilini, perché veniva molto spesso qui, come vedete poi il titolare era un amico, quindi emozionato e dice lo aspetto qui, come ce l'hanno detto anche tante persone, tanti cittadini, i locali e negozi che stanno chiudendo, lo vedete la scalinata dei 300, ci saranno qua i rintocchi, insomma tutta Treviso si sta preparando. Vediamo se riusciamo a trovare, perché vedo con un cappello dell'Alpino. Buongiorno, e la vedo col cappello dell'Alpino. Buongiorno, oggi l'ultimo saluto a Giancarlo Gentilini. Sì,
Io sono stato un grande amico di Giancarlo. Giancarlo per me era come un padre, una grande perdita per me, per la sua famiglia e per tutta la città di Treviso, che lui amava incondizionatamente. Lui voleva il bene di Treviso, voleva il bene dei trevigiani e oggi gli rendiamo omaggio in grande stile, come lui meritava. Che effetto le farà vedere qua per l'ultima volta Giancarlo Gentilini? Io sono già andato a vederlo 3-4 volte. Sono 3 giorni che non sto bene perché era veramente una grandissima persona per me, come ho detto prima, come un padre, quindi è una grande perdita per tutta la città di Treviso. Amici o nemici in questo giorno devono essere insieme per commemorare questa grande persona che è stata un grande sindaco di Treviso. Con il cappello dell'Alpino? Sì, perché io ero alpino della Giulia e quindi non può mai mancare il cappello da alpino. Lo aspetterà qui? No, io andrò dietro il corteo. Grazie. Come vedete, come vedi Nicola, tanta commozione, tanti gli amici che si stanno muovendo e avete sentito, andrà proprio dietro al corteo fino poi alla chiesa di San Nicolò. Da Treviso qua è tutto, vi richiederò la linea fra qualche minuto quando ci sposteremo poi in piazza San Vito. Daniela Sizia e Tommaso Migotti in attesa di collegarci anche con Christian Arboit, che è proprio nei pressi della chiesa di San Nicolò. Peraltro c'è stato ieri un vertice importante per la sicurezza e anche ovviamente a livello sanitario. Ci saranno delle ambulanze, ma ce lo racconterò Christian fra poco, nelle vicinanze, non solo durante il percorso ma anche nelle vicinanze della chiesa, perché giornata particolarmente calda, quindi bisognerà essere pronti eventualmente a intervenire in caso ci sia bisogno. E poi la sicurezza, perché lo dicevamo, la presenza dei 2 ministri, del vice premier Salvini e di tantissime persone per l'addio a Giancarlo Gentilini. Allora, prima di chiudere questa prima pagina su Giancarlo Gentilini, poi vediamo anche le altre notizie di giornata, ma poi ci torniamo nel corso della prima edizione, perché poi alle 13:30, lo ricordo per chi si fosse messo in collegamento in questo momento, soltanto adesso alle 13:30 partirà questo speciale per i funerali di Giancarlo Gentilini, una ring speciale. Allora facciamo vedere, abbiamo visto con Lucio Zanato la Camera Ardente questa mattina, ma anche ieri c'era un altro flusso costante alla Camera Ardente allestita nella cappella dell'Obitorio del Cafoncello. Allora anche qui volti noti e gente comune. Partiamo dai volti noti che appunto sono passati per salutare Giancarlo Gentilini ieri mattina. Il primo tra gli amministratori di Treviso a voler salutare il sindaco per sempre Giancarlo Gentilini nella cappella funeraria del Cafoncello è stato l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Tanto dolore per la scomparsa di un amico, ma penserò alle parole che prendevo tramite i suoi pizzini, tante, e mi diceva: guarda che quando io ti scrivo vuol dire che ti voglio bene. Poi il passaggio del direttore generale dell'ULSS, che ha abbinato il ricordo di Gentilini a quello di suo padre. Poi alla fine ci troviamo tutti insieme e chissà che metta ordine anche là, che c'è bisogno sempre comunque di ordine. Lui riusciva a farlo questo con simpatia, con tranquillità e con gentilezza. Anche Dimitri Coin, da amico, da segretario provinciale della Lega e da parlamentare, ha voluto portare il suo saluto per una persona ed un carattere inimitabile. Lascia un vuoto che è incolmabile. I tempi sono cambiati, ma quel coraggio che ha dimostrato è il lascito vero che dovrebbe lasciare a tutti quelli che amministrano e che fanno politica. Eredità ed esempio soprattutto per le nuove generazioni della politica. Lui ha fatto crescere una classe dirigente, cioè attorno a lui sono cresciuti dei ragazzi che hanno potuto godere della sua capacità di amministrare. Ci lascia una scuola, un modo di come comportarsi con la gente quando si fa politica. Un sindaco in mezzo alla sua gente, soprattutto a quella che per età o malattia viene quasi messa in un angolo. In casa di riposo, nei 15 anni che ci sono stato io, non ha mancato un centenario a venire a fare gli auguri, quindi credo che ci siano più foto sue con i centenari sui tavolini delle case di riposo dell'Isra
che non in tanti altri posti. La città lo ricorderà comunque Gentilini, ha lasciato un segno che difficilmente riuscirà a essere cancellato. Una convinzione condivisa anche da chi pur sull'altra sponda politica non è mancato l'ultimo saluto. In quegli anni là, seppur noi l'abbiamo molto contrastato, lui ha dato un'impronta alla città. È un uomo che però non ha mai utilizzato e usufruito delle porte che gli sono state aperte per fare una carriera politica. Di questo chapeau. Lei prima ha detto che non l'ha mai votato. Sì, è vero. Eppure? Eppure è una persona rara, straordinaria, da imparare sempre. Ecco. Le voci raccolte ieri, i volti noti di Treviso e poi anche la gente comune, sempre ieri. Tanta gente comune ha voluto rendere omaggio a Giancarlo Gentilini. Attorno al feretro il cappello alpino, il gonfalone della città di Treviso, la grande foto del sindaco per sempre, la fascia tricolore del sindaco Conte e la sciarpa del Treviso Calcio depositata dal figlio Antonio. Poi i fiori tenuti da fettucce tricolore, così come il fiocco esterno che segnava il percorso dentro la cappella funeraria. Poi ancora i 2 quaderni per le firme e tanti commenti lasciati dai cittadini sin dall'apertura della Camera Ardente. Un ricordo di Giancarlo Gentilini. Un bravo uomo. Lei è tra i primi a essere venuto a salutarlo? Sì, credo di sì. Valeva la pena venire anche presto? Per me sì. Un pezzo, una colonna insomma, di Treviso. Cosa ci lascerà Gentilini? Il suo sorriso, il suo parlare schietto e soprattutto un'eredità di cuore. Un uomo combattivo, sempre sorridente, sempre con un pensiero positivo per la sua città, per noi. Una persona meravigliosa, lo ripeto e lo straripeto, è una persona da prendere atto di quello che ha fatto lui nella sua vita e come ha fatto lui la sua vita. Emozione anche delle penne nere. Come spirito alpino penso che sia stato il padre per noi, ecco. Io l'ho conosciuto anche come dipendente, lui ha messo come centro la persona e non la burocrazia. E quindi lì si è visto veramente il vero spirito alpino del fare. A salutarlo uno dei suoi fotografi preferiti. Quante volte l'ha fotografato? Tantissime, in Antena 3, tantissime volte, veramente tante. Quante volte sorridente e quante volte corrucciato? Veramente poche volte corrucciato. Esequie organizzate da un amico di sempre. Lei ne ha accompagnata tanta di gente, però qui è una cosa diversa. Questa è un'emozione che fino a oggi non ho provato, anche su altre grosse circostanze militari o istituzioni oppure clero, oppure no, qua che c'è l'amicizia di mezzo. Ma il ricordo più toccante è nella commozione di chi ha pedalato lungamente pur di venirlo a salutare. Un saluto portato in bicicletta. Sì, era una persona, scusi, era gentilissimo. Poi quando lo trovavamo al mercato si fermava sempre. Cosa ci lascia? Ci lascia un vuoto. È questo un po' il commento che più spesso la gente ha dato ai nostri microfoni, il vuoto lasciato da Gentilini. Allora, lo dicevamo, ricordo il percorso quale sarà del feretro. Poco dopo le 14, dove si trova il nostro Lucio Zanato, partirà da Casugana. Il percorso proseguirà per Piazza San Vito, Piazza Indipendenza e Piazza dei Signori, dove si udiranno i rintocchi della torre civica. Il corteo continuerà lungo Cal Maggiore, Piazza Duomo, Via D'Annunzio, Piazza Pio X e Piazza Vittoria, per poi percorrere Via San Nicolò nel senso di marcia fino a raggiungere il Tempio di San Nicolò, dove si trova il nostro Christian Arboit, già all'interno della chiesa. Christian, buongiorno insieme a Simone Merlo. Buongiorno Nicola, anche da parte di Simone Merlo siamo proprio all'interno della chiesa di San Nicolò, a ridosso del seminario vescovile. Siamo in uno dei luoghi simbolo di Treviso, uno dei luoghi più antichi, una chiesa risalente al XIII secolo, con pitture attribuite al Bassano, al Lotto, una chiesa che Giancarlo Gentilini amava
particolarmente. È una chiesa che, come vedete, può essere molto capiente, può contenere fino a 2000 fedeli, anche per questo è stata scelta per l'ultimo saluto allo sceriffo. Qui con me c'è la signora Diana che è anche custode di questa chiesa. Sì, quando volontaria, quando ho un po' di tempo libero vengo qua in chiesa, faccio un po', metto a posto i lumini, metto a posto un pochettino le candele, spazzo, faccio un pochettino di... sì, volontaria. E oggi, signora Diana, è una giornata particolare anche per lei, perché lei conosceva molto bene Giancarlo Gentilini. Sì, sono anche un po' emozionata perché quando lo incontravo per la strada, per noi era sempre il sindaco, il nostro sindaco. Le dicevo sempre buongiorno signor sindaco e lui mi salutava sempre dandomi sempre una botta sulla spalla così, e una carezza anche qualche volta. E allora per me oggi è una giornata tanto, sono emozionata proprio. Quindi sta preparando tutto per bene, insomma anche un atto di amore, di affetto, di gratitudine. Sì, che resterà sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri, perché come le ripeto era il nostro sindaco e rimarrà il nostro sindaco. Vi state preparando ad accogliere tanta gente, tanti fedeli? Sì, oggi è prevista proprio un'affluenza abbastanza capiente come chiesa, perché è anche una chiesa grande e c'è anche personaggi che vengono e allora aspettiamo che arrivi. Aspettiamo, signora Diana, grazie infinite. Con Simone Merlo facciamo un giro veloce, chiaramente molto rispettoso dei luoghi, e ci ha raggiunto anche il signor Biasiotto, che è titolare di numerosi alberghi, in particolare uno qui davanti. Non è vero, sono titolare di poche cose. No, io conoscevo il sindaco, il nostro sindaco Gentilini, da tantissimi anni. Abbiamo avuto ottimi rapporti di lavoro e di amicizia. Una persona piena di grinta, energia e tanta simpatia, che ha donato a Treviso moltissimo, e sarà un gioiello prezioso che brillerà nella storia trevigiana sicuramente. E il signor Biasiotto adesso ci mostra, allora cambiamo il programma, perché lei ha fatto una cosa, signor Biasiotto. Qui all'esterno c'è c'è una piccola struttura ricettiva, il Relais San Nicolò, sì, il Relais San Nicolò, che è gestito da mia moglie mia moglie Gigliola, e il sindaco veniva spesso da noi, Gentilini, a trovarci, a chiacchierare, e dava sempre moltissima simpatia quando entrava, e aveva tantissima gente attorno che lo seguiva. E quindi oggi voi lo volete salutare così, con dei tricolori? Omaggiare, perché per lui il tricolore e gli alpini erano tutto, oltre alla città di Treviso, che per lui è stato il suo modo di vivere semplice e cordiale. Quindi questo è il saluto della famiglia Biasiotto a Giancarlo Gentilini. Certamente, un ricordo indelebile, ripeto ancora, che brillerà nella storia di Treviso. Grazie davvero. Per il momento da San Nicolò è tutto, grazie davvero signor Biasiotto. Ti restituisco la linea, Nicola. Grazie a Christian Arboit. Allora, per adesso chiudiamo un attimo la pagina su Giancarlo Gentilini, ma prima della fine ovviamente delle 13:30 torneremo da Lucio Zanato, da Daniela Sizia, per raccontare l'avvicinamento all'addio vero e proprio di Giancarlo Gentilini. Lo ricordo, dalle 13:30 un ring speciale, edizione straordinaria, per seguire in diretta dalle 13:30 e fino ai nostri telegiornali delle 18:30 tutto l'evento, perché di evento si tratta, con quel corteo, il lungo corteo che attraverserà la città di Treviso. Poi ovviamente la messa, sono previste, lo diceva già ieri Lucio Zanato nel nostro servizio con il sindaco Conte sui preparativi, dopo la messa sempre all'interno della chiesa di San Nicolò, quelle che saranno le orazioni funebri. Non saranno molte, ma saranno significative, immaginiamo, del sindaco Conte, del governatore Zaia, di Salvini e di Nordio sicuramente.
quindi tutto questo lo racconteremo in diretta, racconteremo anche il post ovviamente funerale, peraltro poi andremo avanti fino al telegiornale del Veneto, poi ve lo dico, il nostro Lucio Zanato proseguirà perché oggi proprio nel Consiglio Comunale di Treviso ci sarà un momento iniziale proprio dedicato a Giancarlo Gentilini, quindi sarà un flusso continuo e costante di racconto di questa giornata, inevitabile ovviamente perché si chiude, come diceva Lucio Zanato, davvero un capitolo della storia della città e come abbiamo raccontato in questi giorni si chiude diciamo che si chiude la storia di Gentilini, ma inizia la memoria di Gentilini, perché come sapete c'è in ballo anche ovviamente la scelta obbligata di intitolare a Gentilini una piazza, un monumento o comunque qualcosa di storico della città. Peraltro era il sondaggio che abbiamo lanciato ieri a Ring con con migliaia e migliaia di telefonate, quasi 10.000 telefonate che ovviamente hanno risposto sì per una piazza dedicata a Gentilini, e quindi finisce la storia di Gentilini, inizia la memoria di Gentilini. E queste sono le immagini che continuano della camera ardente allestita in quella che era la sua vera e propria casa Casugana. Adesso allora chiudiamo per un secondo con Gentilini, ma pronti a riandare da Lucio Zanato alla camera ardente. Apriamo velocemente la pagina anche della cronaca dalle altre province in attesa di iniziare la nostra edizione straordinaria, il nostro Ring straordinario. Allora, andiamo nel Vicentino. È stato un giallo per mesi quello della scomparsa dell'ereditiera statunitense che appunto tra le varie tappe del suo percorso di scomparsa aveva anche Cogollo del Cengio. Ebbene, c'è un'altra svolta drammatica riferita a quella vicenda nel Vicentino. È morto David Knežević, il 37enne accusato dell'omicidio di Ana Maria Henao, la ricca ereditiera americana di origini colombiane, il cui corpo sparito era stato cercato un anno fa anche a Cogollo del Cengio, lungo la vecchia strada del Costo. L'uomo, di origini serbe, con cittadinanza statunitense, era stato arrestato a Miami lo scorso anno a rientro da Belgrado e accusato dal Tribunale della Florida dell'omicidio della donna che dopo 13 anni di matrimonio aveva chiesto e ottenuto la separazione. I violenti contrasti per la spartizione del capitale comune in vista del divorzio avevano fatto fuggire la quarantenne in Spagna a Madrid da un'amica nel dicembre del 2023, ultima data in cui la donna è risultata ancora in vita. Sull'uomo pesavano forti sospetti di un suo coinvolgimento nel rapimento e dell'uccisione dell'ex moglie e della possibilità che si fosse disfatto del corpo in un viaggio in automobile tra Madrid e Belgrado, passando appunto anche nel territorio vicentino. David Knežević è stato ritrovato morto nella sua cella senza che l'intervento dei medici potesse salvargli la vita. Non è stata resa nota la causa del decesso. E poi le tragedie sulla strada, tante, troppe, anche in questi giorni, non solo in moto, ma anche lo schianto avvenuto ieri, tardo pomeriggio, in mattinata a Codevigo, con lo schianto che ha visto un 22enne residente a Chioggia di nazionalità tedesca schiantarsi contro un mezzo pesante. Ci sarebbe una manovra azzardata all'origine dell'ennesimo incidente mortale avvenuto a Codevigo ieri mattina. Nello schianto ha perso la vita Yuri Haas, 22enne italo-tedesco, residente a Chioggia. Il giovane potrebbe aver avuto un malore alla guida. Secondo alcuni testimoni, infatti, la Dacia Sandero del ragazzo ha improvvisamente invaso la corsia opposta da dove stava sopraggiungendo il mezzo pesante della ditta edile Zagolin. Un impatto impossibile da evitare per il camionista 43enne di Fiesso d'Artico che ha tentato una frenata disperata. L'auto si è schiantata con violenza, la parte anteriore si è completamente distrutta e per il 22enne alla guida le lamiere si sono trasformate in una gabbia mortale. I vigili del fuoco hanno impiegato 2 ore per estrarlo dai rottami. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferite lievi invece per il conducente del camion. L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della strada dei Pescatori, vicino al ponte sul Brenta e allo svincolo per Aromea. L'auto di Yuri Haas viaggiava in direzione Codevigo mentre il mezzo pesante stava percorrendo la strada verso Chioggia. Il 22enne è la quinta vittima in poche settimane in questo tratto di strada tra le province di Padova e Venezia. L'incidente in un tratto rettilineo
È successo con sicuramente l'invasione da parte di uno dei due mezzi della carreggiata opposta, e al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sulla messa in sicurezza che è necessaria, è fondamentale, come dico sempre in queste ultime settimane, è fondamentale anche la prudenza e l'attenzione da parte dei cittadini e degli utilizzatori delle strade. Penso sia giunto il momento che gli enti superiori, ANAS, Regione e Ministero facciano una considerazione seria su come affrontare questa situazione. Ormai nelle ultime settimane diventa quasi un appuntamento settimanale e ritengo che questo non vada assolutamente bene. La strada dei pescatori è rimasta chiusa per alcune ore per consentire il recupero dei mezzi e la polizia stradale e i rilievi dei carabinieri. 22 anni Yuri Haas, vittima di Chioggia, ne aveva invece 20, avrebbe compiuti 21 a giugno Giacomo Bologna. Si attende la data dei funerali per salutare il giovanissimo che ieri è stato dichiarato morto dopo lo schianto avvenuto giovedì in moto a Pieve del Grappa. Sono stati giorni di speranza, giorni di preghiera perché Giacomo Bologna riaprisse gli occhi, ma le ferite riportate in quel terribile incidente stradale di giovedì scorso non gli hanno lasciato scampo. Si è spento all'ospedale di Treviso dopo giorni di agonia. Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo mese di giugno, figlio unico, viveva con i genitori in Contrabroia, Possagno, e proprio a casa stava tornando quel maledetto pomeriggio quando in sella alla sua Ducati, subito dopo la curva in via San Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa, si è scontrato con un fuoristrada condotto da un 73enne. Le sue condizioni sin da subito erano parse disperate. Era stato egli trasportato al Cafoncello. Fino all'ultimo istante ci si è illusi che potesse farcela. La sua morte ha distrutto, oltre alla famiglia, anche tutte le persone che lo avevano conosciuto. Visibilmente scosso il sindaco di Possagno, Valerio Favero. È un qualcosa che penso sia indescrivibile, perché perdere un figlio a 20 anni in questo modo è qualcosa che non si può descrivere, non si può dire. Tutta la nostra comunità si stringe attorno ai genitori, attorno alla famiglia nel dolore e non possiamo dire altro. Lei era in ospedale assieme ai genitori? Sì, sono stato giù a portare il mio saluto a Giacomo e un abbraccio alla famiglia su un momento che è davvero difficile da vivere. Sono un papà anch'io e non ho idea di come possa essere questo momento per loro. Lungo una strada che avrà fatto centinaia e centinaia di volte. Sì, purtroppo sì, però siamo tutti appesi a un filo e quindi godiamoci la vita e viviamola a pieno, il più possibile. Giacomo Bologna frequentava il terzo anno di ingegneria a Padova, dopo il diploma al liceo Brocchi di Bassano all'indirizzo quadriennale di scienze applicate. Brillantemente era stato scelto per un progetto legato allo studio dell'intelligenza artificiale da tenere sempre al Brocchi come assistente docente. Attivo nel gruppo giovani della parrocchia di Fietta di Paderno del Grappa, sempre pronto ad aiutare il prossimo, era un membro importante della comunità del piccolo paese trevigiano. Sul punto dove si è verificato il terribile incidente c'è un mazzo di fiori per ricordarlo, e mentre facevamo le riprese, lontano dalle inquadrature, un amico ha sussurrato: sono certo che ora Giacomo sia in un mondo migliore. Sono i sindaci spesso chiamati ovviamente dalle loro comunità ad esprimere il cordoglio delle comunità stesse per queste giovani vite spezzate. Lo ha fatto anche il microfono di Filippo Fois ieri, il sindaco di Meolo, in riferimento a un'altra giovane vittima, un 32enne schiantatosi sempre con la moto sulla Treviso Mare a Meolo, ed è anche un modo per tornare a parlare di una polemica, quella sull'autovelox in Treviso Mare. Lo conoscevo di vista, purtroppo la nostra comunità in questo momento è rimasta attonita per la perdita di questo ragazzo, questo giovane ragazzo che appunto lo conosciamo un po' tutti perché siamo un piccolo paese, ci conosciamo un po' tutti, e che lavorava anche proprio a Meolo, in una fabbrica lì vicino dove è successo il sinistro. Meolo in lutto. Vedad Osivcic aveva solo 32 anni. La sua vita si è drammaticamente interrotta domenica sera in un incidente stradale sulla Treviso Mare
all'incrocio con la via che porta a Monastier, quasi accanto al luogo in cui lavorava, lo scattolificio Idelkart. Vedat era in sella a una moto, pare chiesta in prestito al fratello per farsi un giro al termine di una domenica all'aria aperta. Lo scontro con un camion all'incrocio si è rivelato fatale, vani i tentativi di rianimazione. Di origine bosniaca, era da tempo residente in paese. Ben integrato anche da diversi anni, famiglia presente, lavoratori, persone insomma normali, che anche la stessa proprietà della ditta dove lavorava il ragazzo conferma un bravissimo ragazzo, un bravo lavoratore. Ora è il momento del cordoglio, ma il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, non può non pensare a quell'autovelox sulla Treviso Mare che si è trovato costretto a spegnere di fronte ad un'incertezza legislativa e burocratica, racconta, che recentemente aveva portato il comune a perdere diversi ricorsi di automobilisti al giudice di pace. Certo, l'incidente è avvenuto a 4 chilometri da dove si trovava l'autovelox, ma l'efficacia della sua presenza era indiscutibile. Dal 2019 in quel punto esatto dove c'è l'autovelox sono morte 3 persone per incidenti stradali e da quando invece è stato installato l'apparecchiatura, oltre ai vari sinistri che sono accaduti, ma da quando c'è stata l'installazione dell'apparecchiatura nessun altro incidente, neanche un minimo tamponamento è più successo. Questi sono dati incontrovertibili. Le tragedie lungo la strada. Fra poco ritorneremo da Lucio Zanato e ricominceremo il giro a Treviso per raccontare dell'avvicinamento ai funerali di Giancarlo Gentilini. Prima però andiamo a Padova, una vicenda che riguarda gli affitti brevi e una struttura che è stata scoperta avere al suo interno di fatto quello che era un appartamento, un ristorante, insomma una zona trasformata in vere e proprie affittanze con la protesta dei residenti. Andiamo a Padova da Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Se il dato positivo è quello della crescita della presenza dei turisti qui in città, nell'ultimo periodo i dati sono numeri davvero da record, l'altra faccia della medaglia è ovviamente la necessità degli alloggi per i turisti e soprattutto cresce la presenza di case per affitti brevi, ma tanti decidono di trasformare i propri appartamenti in più alloggi per affitti brevi. È accaduto in questo condominio di via Gli Appelli, siamo nella zona degli ospedali, quindi molto vicino al centro, una posizione strategica per chi vuole venire a trascorrere qualche giorno in città e quanto ci ha raccontato pochi minuti fa al telefono una residente di questo condominio, è accaduto che un intero piano con 2 appartamenti e un garage, garage negozio siano stati destinati a mini alloggi. Sono stati creati 21 mini alloggi, 13 già operativi, 9 prossimamente, e tutto questo va a pesare su una struttura anche di condotte e tubature destinata a meno alloggi, quindi a 2/3 alloggi, invece qui si parla di 21 mini appartamenti. Ci sono delle infiltrazioni, ci sono anche dei disagi per quanto riguarda l'utilizzo dell'ascensore, e in tutto questo i condomini che rimangono all'interno di questo condominio non sapevano nulla di questa situazione, anche se di fatto sembra che con le carte sia regolare. Bisognerà vedere poi se dal comune ci sarà l'agibilità. Detto questo, resta la questione di come alloggi molto grandi vengano poi ridotti e trasformati in questi piccoli appartamenti. Un tema, quello delle affittanze brevi per i turisti, che già abbiamo visto creare polemica in città, perché è una città universitaria come Padova e si parla spesso anche delle difficoltà degli studenti di trovare degli alloggi per la carenza appunto di studentati e di alloggi da affittare. Perché? Perché la moda è quella di trasformare le unità abitative in alloggi per gli affitti brevi. Detto questo, noi abbiamo raccolto la testimonianza di questa residente che si è sfogata con noi per farci capire cosa sta accadendo all'interno di questo condominio. Noi vi lasciamo con lo sfogo, appunto con l'intervista realizzata a questa residente. Da Padova è tutto, Lina allo studio. Il mio condominio praticamente sta diventando tutto un Airbnb, locazioni turistiche, perché era iniziato col quinto piano, che c'erano 2 appartamenti per locazioni turistiche che non hanno mai dato
troppi problemi. Poi da lì sono iniziati questi lavori al quarto piano, che da un appartamento con 3 bagni e una cucina si sono trasformate in queste stanze, loro chiamano stanze ma che di fatto hanno ognuna il bagno e di 7 la cucina, poi quello al piano terra da un negozio con un bagno si è fatto questi monolocali e adesso al secondo piano stanno facendo i lavori sempre da un appartamento per trasformarlo in 9 unità dotate ognuna di bagno e cucina. Tutto ciò tra l'altro senza passare per l'assemblea condominiale, quindi noi residenti, che di fatto siamo io e mia nonna di 90 anni, ci ritroviamo nel condominio con questi lavori, solo che adesso ci iniziano a essere infiltrazioni ovunque. Noi abbiamo una perdita dal tetto da 1 anno e mezzo che l'amministratore non ci risponde. In tutto ciò l'amministratore è un'entità perché ha smesso di risponderci da parecchio, ci sono infiltrazioni tra i piani, l'ultima di questo weekend c'erano infiltrazioni nel cavedio, acqua nel cavedio, infiltrazioni nel garage, tralasciando poi che hanno messo il link del portone condominiale online senza chiederci il permesso, quindi c'è questo via vai di persone continuo, la porta dell'ascensore aperta, che quindi mia nonna che ha il deambulatore di 90 anni spesso è rimasta o chiusa fuori casa o bloccata dentro in casa perché non può fare le scale, nessuno è lì a seguire queste unità e quindi ci citofonano per aprire la porta, ci chiedono di aprire, insomma la qualità della vita insomma è cambiata rispetto a come era un tempo, a un condominio normale. Poi ovviamente è quasi ormai tutto il condominio, è un hotel tra virgolette mascherato da condominio, solo che il regolamento vieta di modificare gli impianti fognari, ma ovviamente se ci sono un sacco di scarichi in più con persone magari che usano il bagno contemporaneamente, i problemi iniziano a verificarsi e oltre che problemi amministrativi e qualità della vita iniziano ad esserci problemi anche di salute, perché con tutte le infiltrazioni c'è il rischio di muffa, c'è il rischio che magari i tubi si rompano e inquinano anche l'acqua potabile. Nessun progetto, nessuno che controlla, così si vive. Così a Padova noi andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo a Treviso da Lucio Zanato alla Camera Ardente a Casugana. Rieccoci in diretta. Allora, la nostra prima edizione, ci stiamo avvicinando passo passo al racconto in diretta di tutto l'evento di oggi di Treviso, e cioè l'addio a Giancarlo Gentilini. Torniamo da Lucio Zanato in diretta. Lucio Zanato, lo ricordo per chi si fosse messo in collegamento in questo momento, si trova nella prima tappa di questo viaggio finale di Giancarlo Gentilini, cioè la Camera Ardente allestita a Casugana. Lucio. Sì, mi trovo all'esterno, nel parcheggio esterno, come vedete dietro di me, dietro di noi, perché sono con Alberto Cavasin, storico allenatore del Treviso Calcio, c'è il Leone che quella volta un'azienda donò a Giancarlo Gentilini, ma lui volle che venisse donato alla città, e quindi è il Leone che ricorda proprio Giancarlo Gentilini qui all'interno del parcheggio, dove lui arrivava ogni giorno con la sua macchina, con la sua punto, per poi scendere, passare all'entrata, depositare le famose lettere con i pizzini e poi naturalmente andare ai Due Mori per incontrare gli amici. Siamo, dicevo, con Alberto Cavasin perché vogliamo parlare del Gentilini tifoso. Lei l'ha vissuto appieno. Sì, l'ho vissuto nel periodo più importante degli ultimi anni del Treviso, quello della Serie A, oltre che insomma in qualche forma privata, ma questo ce l'aveva con tutti. Chiaramente era il primo tifoso del Treviso, i grandi meriti che ha portato lui col suo fare a portare il Treviso nella massima categoria, e poi l'assistenza che ha dato quell'anno lì, standoci vicini. Ci racconti quando veniva in spogliatoio? Sì, lui solitamente 10 minuti prima della partita lo spogliatoio rimane una cosa chiusa solo per giocatori, allenatore, però irrompeva sempre lui, e
quindi voi ve lo immaginate, tutti scattavamo sulle attenti e motivava con il suo fare, ve lo potete immaginare, insomma, in un momento sempre carico come era lui, in quel momento lì cosa poteva fare? Sicuramente se c'era qualcuno che era un po' appesantito dalla tensione si riprendeva immediatamente, perché siamo il Treviso, non siamo dei guerrieri, e poi andava avanti verso tutto e tutti, caricandoli e facendoci andare in campo sicuramente con l'orgoglio di essere il Treviso, come lui diceva, e questo lo trasmetteva. Ecco, ogni tanto anche lei dava un'occhiata sugli spalti per vedere come si muoveva e che cosa stava dicendo. Beh sì, dopo lui era il primo tifoso e non era un politico, ma sappiamo tutti che era un politico particolare, non era il politico, era un politico che faceva vedere tutte le sue emotività, tutto quello che esprimeva, quindi era il primo tifoso e poteva essere interpretato come un ultras in quel momento lì, in tribuna, perché sappiamo insomma il suo carattere. Ecco, poi lui è sempre molto attento, è sempre stato molto attento allo sport anche come formativo per i giovani. Sì, lui ha sempre creato situazioni, ha sempre creduto che lo sport fosse parte della vita, della formazione di ognuno di noi. Lui so che ha dato molta sostanza a iniziative anche per i giovani e soprattutto per i giovani. Sappiamo, insomma, è un uomo che ha fatto molto bene sotto tutti i punti di vista, con grande carattere, si è speso particolarmente per la sua città e per i suoi cittadini. Giusto che domenica prossima il Treviso scenda con la fascia nera sul braccio? Sì, penso che sia una formalità dovuta e penso che sarà fatto, e penso anche che questa attuale dirigenza, che è ricca di trevigiani, sappia onorarlo anche in altre varie manifestazioni e ricordarlo in forme anche tangibili e concrete, ma penso che questo la dirigenza lo farà sicuramente, perché sono tutti trevigiani doc. Grazie ad Alberto Cavasin, storico allenatore del Treviso Calcio, però se posso, Nicola, dimmi se posso tenere la linea, allora, oppure se te la devo cedere, perché avrei anche delle altre persone. Io devo andare un attimo da Christian Arboit, però dimmi se è una cosa veloce. Volevo anche chiederti se è confermato il passaggio in Camera Ardente o se c'è il sentore che possano passare Salvini e Nordio. Guarda, ti dico solo che hanno cercato di liberare lo spazio dei parcheggi qui dietro, proprio perché potrebbero arrivare le macchine ovviamente le macchine della scorta, oltre che la macchina dei ministri. Però se ne parla, ma di ufficiale non c'è ancora nulla. Io a questo punto, se vuoi, restituisco la linea, pronto a riprenderla, perché ho anche il presidente della provincia proprio qui. Allora facciamo così, facciamo un rimpallo. Adesso do velocemente la linea a Christian Arboit, che credo che sia con il custode della chiesa di San Nicolò, anche per dare qualche informazione magari logistica, e poi torniamo subito da te. Restiamo ovviamente sempre collegati anche in preview poi con Lucio Zanato, perché nel momento in cui dovessero palesarsi Salvini e Nordio andiamo subito in diretta. Allora, chiesa di San Nicolò, abbiamo visto l'inizio e vediamo il termine di quello che sarà il percorso del corteo funebre per Gentilini, e Christian Arboit con Simone Merlo nella chiesa di San Nicolò. Qui con me, come dicevi bene Nicola, Flavio Moretto, custode della chiesa di San Nicolò. Chiaramente è il momento di definire i dettagli. Lei, Moretto, stava posizionando i fiori. Sì, stiamo attendendo circa, si pensa, intorno a 2000 persone, però c'è già una predisposizione, perché a sinistra ci saranno i parenti del defunto, sulla destra tutte le autorità comunali, sulla destra ancora ci sarà il Consiglio Comunale di Treviso, e sulla destra in fondo ci saranno circa 100 sindaci provenienti un po' da tutto il Veneto. Un centinaio di sindaci, mi conferma? Sì, circa un centinaio di sindaci si parla, però dopo sai com'è, dipende un po'. Ecco, mi diceva il signor Moretto che questa chiesa contiene fino a 2000 posti, circa 1000 possiamo dire a sedere, tra panche e sedie, e 1000 in piedi. Sì, noi facciamo cerimonie anche per 2000 persone, però vi ripeto, 2000 persone devono stare in piedi, affiancate e ben strette una dall'altra. I numeri sono quelli appunto che diceva lei adesso.
E ci sarà la possibilità però di assistere alle esequie anche all'esterno del sagrato? Avete posizionato 2 altoparlanti, nessun maxi schermo? No, non c'è nessun maxi schermo, però abbiamo 2 altoparlanti fissi dai quali si può ascoltare la Santa Messa o chi parla dai microfoni, diciamo, dell'altare. Ecco, sarà una cerimonia semplice, come sarà? La cerimonia sarà semplicissima, avremo dal punto di vista religioso la celebrazione la farà il vescovo Monsignor Tomasi. Dal punto di vista liturgico, così canoro, abbiamo il tenore Grollo, Francesco Grollo, e in più alla fine, quando ci sarà la lettura della preghiera degli alpini, ci sarà dei coristi di vari cori che si metteranno qui al lato della chiesa e canteranno. E l'intervento dell'autorità quando è previsto più o meno all'interno È previsto proprio alla fine, dove ci sarà un parente del defunto di Gentilini, poi ci sarà il sindaco e poi ci sarà Zaia. E non sono previsti interventi di Salvini, di altri? No, dicevano non, per non fare una cosa eccessiva, diciamo. Quindi parenti, Sindaco Conte e Presidente Zaia, stando almeno così? Sì, almeno questo è stato definito, sai, non si capisce, al momento bisogna vedere com'è. E massime anche le misure di sicurezza, perché vediamo che la zona è presidiata. Adesso qui fra circa un'ora ci saranno la questura di Treviso che farà una bonifica del tempio, addirittura ci saranno i cani via di seguito. Quindi fra un'oretta circa? Sì, la chiesa rimarrà chiusa fino alle 2:30. Grazie Flavio Moretto, grazie infinite. Nicola, come hai sentito, Moretto, il custode della chiesa, ci ha dato tutti gli aggiornamenti del caso sul posto. C'è anche la cerimoniera del comune di Treviso, si stanno definendo chiaramente i dettagli. La chiesa è vuota, ma appunto dalle 2:30 comincerà a confluire gente, si prevede davvero tanta gente. Per il momento è tutto, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboi che ci ha dato anche questi ultimi dettagli anche su quello che sarà l'ordine delle persone che parleranno, quindi non è previsto che non parlino né Salvini né Nordio, evidentemente parleranno prima o dopo all'uscita. Prima di tornare da Lucio Zanato, Daniela Sizia sul percorso con Tommaso Migot. Daniela. Nicola, buongiorno ancora. Sì, siamo in piazza San Vito, dove arriverà e si fermerà il feretro di Giancarlo Gentilini. Qua sono tutti pronti, abbiamo visto un andirivieni anche di forze dell'ordine, di politici, ma soprattutto di un politico che è Giorgio Torresan, che per 25 anni è stato fra le file della Lega, ovviamente è stato consigliere insieme a Giancarlo Gentilini. Oggi, buongiorno. Oggi qui, lei ci sono già stato in Camera Ardente? No, non sono stato perché già è triste essere qui oggi alle esequie, e oltre alla mia tristezza io vedo in tutta la città tanta tristezza. Al mercato eccetera c'erano le signore che magari parlavano tra di loro eccetera, ma c'è tanta tristezza. E questa tristezza speriamo duri poco e che l'insegnamento di Gentilini possa continuare sulla sua strada per i nostri amministratori. Lei è stato per 25 anni a fianco di Giancarlo Gentilini, che cosa si ricorda di quegli anni? Ma mi ricordo la sua schiettezza, cioè non tornava niente ai discorsi, quello che diceva era e doveva essere fatto, insomma, ecco, quindi un bel esempio. La vedo commossa oggi. Certo. Le mancherà un personaggio come Giancarlo Gentilini? Sicuramente. Sarebbe stato bravo anche se fosse stato di sinistra. Veramente una persona stupenda e corretta. E tanto gli dovevamo e tanto gli dobbiamo adesso per quello che rimarrà. Oggi il suo ultimo viaggio nelle piazze simbolo che lui amava tanto. Sì, nelle piazze e soprattutto anche sulle strade, sui palazzi, lui osservava, era attento a tutto e quindi, come già si dice, con i fogliettini eccetera, ne sono arrivati anche a me, e quando mi trovava o quando ci vedevamo diceva: Torresan, cosa che non va a Selvana?
Ecco, c'era la rotonda, c'era un sacco di storie che poi l'ha portata a termine il buon Mario Conte, ma comunque era molto molto presente in tutte le situazioni. Io la ringrazio, grazie davvero, grazie. Tante le testimonianze, tantissimi fra l'altro, i politici attuali, anche quelli insomma che sono stati a fianco a Giancarlo Gentilini, che passano e stanno aspettando di poter seguire il feretro in questa, come dicevo Nicola, che è la prima tappa, la prima piazza dove passerà Giancarlo Gentilini. Da Piazza San Vito è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero Daniela Sizia, che le parole rotte dalla commozione di Torresani insomma danno un po' il senso di questa giornata, soprattutto per chi lo ha conosciuto a lungo, e vedo due persone che a lungo lo hanno conosciuto insieme a Lucio Zanato. Torniamo a Casugana. Sì, eccoci qua. Allora torniamo perché sono con il Presidente della provincia, nonché Sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, ma sono anche con Sergio Marton, che è stato assessore nei governi di Gentilini, e quindi ci potrà raccontare cose magari mai raccontate, proprio delle decisioni e come venivano prese in giunta. Ma cominciamo con il Sindaco e il Presidente Lucio della provincia. Ecco, volevo capire una cosa. Che eredità politica intanto lascia al sindaco? Lei è sindaco di Castelfranco. Gentilini era unico e inimitabile. Noi possiamo aver colto i suoi insegnamenti, ma rimaniamo sempre comunque delle copie, e i suoi insegnamenti sono quello dell'ascolto dei cittadini, del presidio del territorio e della disponibilità da mettere in campo quando si affronta questo percorso amministrativo, e la presenza, la costanza, la dedizione, la passione per la città che si amministra, per il paese che si amministra. Quello viene prima di tutto. Questa io credo sia l'eredità che Giancarlo ha lasciato a tutti quei sindaci che sono venuti dopo di lui. Ecco, lei è anche Presidente della provincia, lui non ha mai voluto fare un salto in avanti né verso la provincia né verso la regione né tantomeno verso Roma, però come Presidente della provincia sicuramente avrà preso qualche lettera, qualcosa da parte di Gentilini. Gentilini non ha esonerato nessuno dalle sue lettere e dalle sue missive, e quindi anche il sottoscritto ha avuto il privilegio, oserei dire oggi, di avere uno scritto di Gentilini, forse più di uno, anche li conservo in provincia, dove manifestava dove intervenire, che cosa fare, evidenziava qualche problema e dava anche qualche suggerimento. Però il ricordo più vivido che io ho è l'ultimo, quando l'ho visto a Castelfranco Veneto in occasione di una premiazione, di un festival, dove con il suo vocione, la sua presenza e il suo sorriso ha catalizzato la platea tutta, ed è quello il ricordo più bello che porto di Giancarlo nel cuore e nella testa. Insomma, Giancarlo, anche guardando i servizi che state mandando in onda, aveva sempre il sorriso sulle labbra, e questa è una prerogativa di o ce l'hai o non ce l'hai, lui ce l'aveva. Ecco, però abbiamo sentito prima Alberto Cavasin, allenatore, diceva che da tifoso lui prendeva e scendeva, prima che scendesse in campo Treviso andava in spogliatoio e li motivava con questo suo vocione dicendo voglio energia, eccetera. La stessa che poi diceva ad esempio durante gli incontri pubblici. Quanto è importante per un esponente, un amministratore, essere anche motivatore come lo era lui? È importantissimo, perché trasmetti la passione. Poi, ripeto, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, è innata quella dote. Gentilini ce l'aveva, in qualche modo ce l'ha tramandata, e nessuno sarà in grado di incarnare anche quella dote come ha fatto Giancarlo. Saremo delle coppie più o meno belle. Bene, intanto ringrazio il Presidente della provincia, rimane qui ancora con noi per qualche minuto, ma sono con Sergio Marton. Perché sono con Sergio Marton? Perché lui è stato assessore nei governi di Gentilini. Ma com'era Gentilini dentro la sala giunta quando chiudevate quella porta, che peraltro era diventata anche doppia porta perché non si sentisse tanta voce fuori? Sì. Aveva una dote particolare, nel senso che certi problemi, certe situazioni le risolveva proprio l'istinto e ci vedeva sempre giusto, in un attimo decideva. Su altre cose le ponderava per benino, ma una volta presa una decisione era irrevocabile. E dal canto suo c'è sempre da dire che
più o meno le ha fatte sempre tutte giuste. Senta, però ci dica la verità, quando c'era la riunione di sala giunta non è che fosse leggero con i suoi assessori, com'era? No, carne per tutti, a prescindere, a prescindere, anche in tono amichevole, in tono bonario, dopo alla fine una gran risata, però non ha mai risparmiato nessuno, se non ha risparmiato a suo tempo neanche Bossi, dunque noi potevamo solo metterci in fila ed ascoltare. Ecco appunto, perché poi lui controllava tutto, non è che cioè lui delegava, però verificava che poi ognuno di voi facesse quello che c'era da fare. E difatti questa era anche la sua abilità, lui aveva fiducia in noi, ci delegava ma poi ci controllava, guai se qualcosa non era a posto. Senta, quante lettere ha preso? A migliaia, ma ancora adesso, se io apro la cassetta c'è ancora qualcosa di lui e so che recentemente Basso ne deve mettere anche le ultime, dunque. Quindi sarà un'eredità anche leggere queste lettere tutti insieme. Sì, non è che faccia piacere leggere le ultime, chiaramente, perché siamo rimasti tutti molto male. Certo, però la sua memoria ferita indelebile. Però la sua memoria rimane anche in questi scritti. Anche il suo ricordo è indelebile, lo rimarrà per sempre, perché anche questo modo di comunicare, questo modo di comportarsi dimostra totalmente l'amore che lui ha avuto per la sua città. Secondo lei più una piazza, una via o un monumento? Per ricordarlo. Potrei dire che tutte e tre. Ok, e rimaniamo così. A te la linea, Nicola. Grazie. A Lucio Zanato. Allora io direi così, facciamo un altro veloce break pubblicitario, poi continuiamo con i servizi un po' anche della giornata, ovviamente pronti a richiederci la linea nel caso ci sia qualche movimento particolare. Ci stiamo avvicinando a quella che diventerà poi la cronaca minuto per minuto dell'addio a Gentilini. Allora pubblicità e poi fra pochissimo siamo di nuovo in onda, quindi restate con noi perché staremo insieme fino alle 18:30. Rieccoci in diretta, la prima edizione, vi stiamo raccontando dalle 12 in gran parte l'addio a Giancarlo Gentilini, questa giornata particolare di lutto cittadino per la città. Abbiamo visto già e sentito molte voci e già molte immagini, ci stiamo avvicinando alla diretta straordinaria, alla ring straordinaria. A proposito di ring, vi ricordo invece il sondaggio, tema principale di oggi della serata, poi della prima serata di ring con Ferdinando Avarino, e cioè le elezioni regionali. Quando votare per le elezioni regionali secondo voi? L'autunno 2025 o la primavera 2026? 0422 162 6691 per la prima opzione, 0422 162 6690 per la seconda opzione. Sarà uno dei temi, ovviamente insieme al racconto della giornata dell'addio a Gentilini, con Roberto Marcato della Lega, Vanessa Camani del Partito Democratico, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, Andrea Zanoni di Alleanza Verdi e Sinistra di Europa Verde in Consiglio regionale e Marco Bonet Penna del Corriere del Veneto. Allora, a proposito di regionali, prima di tornare eventualmente a Treviso e vedere le ultime notizie della prima edizione, ci sono ovviamente, continua il toto nomi per i candidati e sia centrodestra che centrosinistra stanno cercando di capire, di trovare la cosiddetta quadra. Poi quando io sento parlare, ad esempio, direttore di linea del Piave, a parte che io non parlerei di Piave, perché insomma io ho fatto il sindaco 15 anni sulle rive del Piave, non l'ho mai sentito dire nulla se non passa lo straniero, evocando, diciamo così, i miti della prima guerra mondiale. Però insomma un fiume sacro alla patria, l'Italia, non può essere strumentalizzato da una parte o dall'altra per un interesse di bottega. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro, basta tirare in ballo la linea del Piave in vista delle regionali, espressione spesso usata dagli esponenti leghisti per dire di fatto che il candidato presidente del centrodestra spetta a loro, Zaia o non Zaia. A Focus TG, ospite del direttore Luigi Bacialli, il numero uno dei meloniani in Veneto, dice semmai che il Piave altro suggerirebbe. Il Piave è il fiume sacro alla patria, dovrebbe unire, infatti il messaggio del Piave è: lavoriamo tutti uniti perché tutti uniti sappiamo dare risposte ai cittadini, pure in un momento di difficoltà come questo. Insomma, lo straniero non è da intendersi dentro la coalizione, fa intendere De Carlo, che conferma anche come il dado, in un senso o nell'altro, non sia stato affatto tratto, anzi.
Oggi non c'è un accordo già fatto, che oggi non c'è un partito che sicuramente governerà il Veneto, ma ci sarà una straordinaria coalizione fatta da tanti partiti sul quale Fratelli d'Italia sa di poter dire la propria, proprio per essere il primo partito in Veneto. E sembra lunga la strada per individuare un candidato presidente anche nel centrosinistra, pure qui ancora nessun nome ufficiale. Stiamo ragionando attorno al nome che possa interpretare al meglio la volontà di presentarci come un'alternativa a questa destra che ha governato nel corso di tutti questi anni e che finisce, secondo me, anche non positivamente il proprio mandato. Lo finisce con liti e tensioni, ma anche con risultati che non si vedono. Autonomia e pedemontana, solo per citare due fronti aperti, emergenza casa e sicurezza del lavoro, i temi urgenti. Al momento non si prevedono primarie. Diciamo che la strada prioritaria che è stata scelta in questo momento è quella di individuare una soluzione nel confronto interno alle forze che costituiscono questa alleanza di centrosinistra. Allora, prima di vedere il contributo dalla redazione di Bassano, torniamo un secondo alla Camera Ardente allestita nell'androne di Casugana. C'è il nostro Alberto Vevete insieme a Lucio Zanato. Ecco questa l'immagine, perché poco distante, vediamo se riusciamo a vederla, c'è ovviamente di fronte al feretro c'è anche la signora Maria, la moglie di Giancarlo Gentilini, che però in questo momento non vediamo se la riusciamo a vedere a fianco. Eccola qui. In questo momento viene salutata, l'abbiamo vista la sera del 24 proprio in diretta, era Daniela Sizia in diretta, in collegamento, e già ci raccontò insomma di questa giornata davvero particolare, perché quello che davvero ha sorpreso tutti è stato il modo repentino in cui Giancarlo Gentilini se n'era andato. L'età c'era, certo, 95 anni, ma è stato molto veloce, diciamo, il suo addio, e quindi ha spiazzato davvero tutti, nonostante l'età, anche perché l'energia, ci ha raccontato poi anche lo stesso direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, era quella di sempre. Il dolore composto della signora Maria, che rivediamo in questo momento, e l'omaggio in questo momento silenzioso alla Camera Ardente, al feretro di Giancarlo Gentilini. Restiamo lì ovviamente, fra poco finisce la prima edizione, allora c'è il tempo però per raccontare di ladri in azione. Addirittura arrivano a rubare le mance in una pasticceria, accade, se non sbaglio, a Rosà. Ci racconta tutto la nostra Vanessa Manzato. È entrato indisturbato come fosse un comune cliente in questo bar Antichi Sapori, siamo in via Passalacqua a Bassano del Grappa, si è avvicinato alla cassa, ha trovato il contenitore delle mance per le cameriere e i camerieri, se l'è messo sotto il braccio ed è uscito. Con me il titolare della pasticceria Osama Habib, ci vuole raccontare cosa è successo? Niente, è stato questo tizio di persona, non era tante persone dentro, c'è soltanto un tavolo. La mia collaboratrice era impegnata a fare qualcosa, è andato verso la cassa, tranquillamente ha preso questo trullo del ragazzo e ha messo nella sua giacca. È andato fuori, dopo ha indicato la ragazza per chiederla se avete quel barino. Ovviamente non abbiamo questo tipo di prodotto, per un po' giustificare ovviamente la sua presenza. È uscito fuori, è andato via. Con dentro tutte le mance? Le mance delle ragazze che recuperiamo insomma in qualche maniera. Tra l'altro lei ha detto era un trullo perché era un regalo che aveva portato una delle sue dipendenti dalla Puglia. Certo, sì, davvero, che è un trullo, cioè un bel anche regalo dal nostro dipendente, però va bene, cosa si può fare? Succede a volte parecchia roba di questa genere, insomma, ecco. E l'avete ritrovato vuoto? Dove? L'hanno portato un cliente perché sapevano la storia, erano dalla via dopo, da nostra via, sulla Seba, così è stato trovato, l'hanno portato, ecco. Ovviamente vuoto. Vuoto con scritto un messaggio, grazie per
La foto ovviamente sì. Voi avete le telecamere, siete riusciti a riprendere tutta la scena? Certo, abbiamo preso perché abbiamo ovviamente la camera che guarda i nostri beni, le casse, queste cose qua, si vede benissimo tutto. Li avete denunciato? Abbiamo denunciato e la polizia sta facendo il loro lavoro, insomma, ma non anche per il valore quella che era, però giustamente anche per il fatto che speriamo che non succeda ad altre persone, insomma, ecco. Ecco, lei diceva che subito dopo aver messo a segno questo colpo da voi si è recato anche in un bar vicino. E infatti è andato all'altro bar vicino a noi, ha fatto la stessa cosa, spero magari andate a vederli, però in questo caso penso che ha andato a un bagno, ha svuotato un bagno, insomma, ecco, ha trovato dentro il bagno e dopo è andato via, ecco. Però questa cosa dà fastidio parecchio, perché la gente lavora e vedere proprio questa azione, questa gente che entra indisturbata e tutto e porta via soldi e quant'altro, dà fastidio. Ovviamente penso che da tutti, lui se viene mi chiedeva qualcosa posso anche dargli, non è che facciamo anche tanta roba, cioè se vuoi un brioche, se vuoi qualcosa ci ancora posso dare, ma lui ha intenzionato a fare questa, però il tipo le vedi, non le dà questa perché messo bene, tagliato i capelli, orecchini, sei un po' anche strano a vederlo così, ecco, insomma, bene. Così Vanessa Banzato, era a Bassano del Grappa e non a Rosà questo furto addirittura di mance. Torniamo però un secondo a Cassugana velocemente, ecco, continuano gli abbracci a Maria Assunta Pace, la vedova di Giancarlo Gentilini, che sta di fianco al suo Giancarlo, si erano sposati e più tardi rivedremo il servizio nel 2018 a Viano in provincia di Reggio Emilia, che appunto era una grande ancora per Giancarlo Gentilini insieme ai figli Stefano e Antonio, evidentemente. Allora restiamo qui intanto, però vediamo, a proposito di furti, adesso sì andiamo a Rosà per quasi colpo in un'abitazione. Hanno scavalcato le recinzioni di 2 proprietà fino a raggiungere questa villetta Liberty di via Campagnola, Rosà, dove vive Mattia Pontano e dove risiede da qualche tempo anche la madre. Hanno tranciato la linea elettrica del vicino, dove si affaccia una delle finestre della casa che avevano deciso di colpire, e hanno bloccato con una scala il cancello d'accesso, in maniera che non si potesse aprire neanche manualmente. Avevano studiato il colpo nei minimi dettagli e entrare in questa abitazione doveva essere un gioco da ragazzi. Casa vuota, anche i vicini assenti. Avrebbero potuto agire indisturbati, ma non hanno fatto i conti proprio con la mamma del proprietario, che stava leggendo in camera da letto quando ha udito dei colpi fortissimi provenire dal piano terra. Erano le 20 dello scorso sabato quando i malviventi, almeno in 3, hanno iniziato a prendere a sprangate l'inferriata di una finestra fino a divellerla dal muro. Hanno sfondato gli infissi e sono entrati in casa. Ma è a questo punto che la donna ha fatto avvertire la sua presenza, accendendo tutte le luci e facendo scappare i ladri, che sarebbero stati notati da alcuni residenti salire su una BMW scura che è sfrecciata verso nord. C'è rabbia? Sì, c'è rabbia perché, ripeto, questa noi la consideriamo un po' un'isola felice, non sono fatti che di continuo sentiamo. Sì, qualche frazione, ma questa sembra proprio un'evoluzione di queste bande di criminali che non gli basta più provare a entrare, se vedono una persiana un po' aperta ti entrano in casa con la forza sfondandoti una ringhiera. È un peccato e adesso abbiamo fatto denuncia, ovviamente sono intervenuti i carabinieri già sabato sera, abbiamo già fatto denuncia, sicuramente le nostre forze dell'ordine qui in zona sono in gambissima e si saranno attivati ancora di più, ma prima ancora, come facciamo noi con i vicini, bisogna aiutarci, darci una mano se vediamo qualcosa che non va, fare un po' anche noi da guardia, per intenderci, perché quando credi che a te non capiti mai, di fatto è il giorno che ti capita. Allora facciamo così, per essere puntuali lanciamo subito la pubblicità, finisce questa prima edizione, ma voi restate con noi perché subito dopo parte il racconto in diretta dell'ultimo viaggio dello sceriffo a Treviso.